E buonasera amici telespettatori e benvenuti a questa nuova partita di Serie C Gold. Siamo sempre qui al Palacus. Oggi si affronteranno la squadra di casa, lo Sport Club Gravina, contro la capolista di questo campionato, gli Svincolati Milazzo. Io sono Alessandro Andazzo, con me oggi Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Bene, oggi vediamo intanto che i giocatori stanno per scendere in campo. Ricordiamo la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, ne mancano altre 4 alla chiusura del campionato per poi vedere appunto chi andrà ai playoff. La scorsa giornata il Gravina cade in casa della Cassanea Messina, mentre Svincolati Milazzo ha proprio vinto lo scontro diretto contro Piazza Armerina e c'è stato il sorpasso, come dicevi prima Gaetano. Sì, e quindi una Milazzo sempre più competitiva che oggi arriva qui al Palacus con grandi ambizioni, reduci proprio dal grande risultato ottenuto nella scorsa giornata, quindi abbiamo qui al cospetto dello Sport Club la nuova capolista. Vediamo adesso che i giocatori sono entrati in campo. L'arbitro controlla che vada tutto bene, si preparano al salto col numero 11 del Gravina Lalic, mentre col numero 11 dei Svincolati Milazzo Tarolis. Vedremo un po' di chi sarà il primo possesso, proprio del Gravina con Spina, però fa accorgere all'arbitro che è proprio Luca Lalic ad aver subito un colpo probabilmente in pieno volto all'occhio, quindi subito uno stop. Non ho visto bene, penso gli sia arrivata la proverbiale manata così a caso. E Coach Guadalupe chiama time out dopo 4 secondi, probabilmente il time out più veloce della storia della Serie C Gold. E tra l'altro insolito per Gravina, perché comunque inizia con un quintetto molto particolare, con entrambi i fratelli Lamantia in campo, con Lolic in panchina, con Lalic che però a questo punto non sappiamo se continuerà a restare sul parquet dopo questa botta subita, e Barbera. Strana scelta comunque quella di Coach Guadalupe di soffrire subito di un time out, forse un po' ho visto indecisione sul parquet, ha deciso di risolvere a lui così. Sì, comunque non abbiamo capito tanto bene quello che è successo, tutto troppo veloce. Penso abbia semplicemente preso una manata a Oluic sul fatto di riprendere la palla dopo il salto a 2, però poi quel minuto non mi spiego. Non lo so, veramente, veramente assurdo, però abbiamo visto anche questo, diciamo. Bene, quindi sono passati appena 4 secondi. In questo primo quarto i giocatori rientrano in campo fra alcune risatine da parte dei giocatori. Vediamo un po' ora come proseguirà. Intanto la rimessa è dello Sport Club Gravina, incaricato la rimessa proprio il capitan Barbera. E di nuovo la palla a Spina, che adesso cerca di impostare finalmente la prima azione della gara con Lalic. Vediamo qui Lamantia, ci prova subito col tiro da fuori inefficace, quindi palla agli Svincolati Milazzo per la loro prima azione della gara. Vediamo Bolletta di spalle a canestro, prova a girarsi, la spizzica, poi Barbera non permette il tiro e poi una caduta forse anche più esagerata del tocco che c'è stato. Comunque stava per coinvolgere l'arbitro Sindoni, giocatore di Milazzo, che con questo fallo si è beccato i 2 tiri liberi senza però segnare. Sì, Milazzo subito aggressiva, Sindoni va dritto al ferro, comunque con molta decisione, così deciso che comunque appena subisce un contatto rischia di finire praticamente nella prima linea di spettatori qui del Palacus, e manda anche dentro il primo libero e il primo punto della gara. Si stanno ancora studiando ovviamente le due squadre. Intanto il secondo libero viene messo a segno da Sindoni e adesso c'è una chiamata da parte del coach di Svincolati Milazzo a un suo giocatore, però sembra vada tutto bene. Forse il punteggio si è azzerato, quindi c'è un attimo un problema tecnico al tabellone. Come spesso capita, diciamo, qui al Palacus sappiamo che
Il tabellone potrebbe succedere. fa un po' di capricci. Tra l'altro comunque in questa pausa da segnalare suggestiva presenza qui sugli spalti del palazzetto di Coach Marchesano. Ci ha fatto subito molta impressione vederlo con la tuta degli svincolati Milazzo, visto che diciamo divisa azzurrina, sì, blu, fino all'anno scorso eravamo abituati a vederlo da questa parte della barricata. Comunque mi fa molto ridere come siano già successe due situazioni particolari e noi dovevamo indagare su cosa poteva essere la soluzione. Mi sto sentendo molto detective, ma torniamo alla partita che adesso scorre piacevolmente con Barbera, che prova subito a piazzare uno dei suoi tiri da tre, sfortunato in questo frangente, quindi Milazzo ha l'occasione di raddoppiare quantomeno il risultato. Bellissimo qua lo scambio fra Bolletta e Sindoni, che lo pesca sotto canestro per un tiro abbastanza facile del 17, che è già a 4 punti segnati. E adesso sarà proprio Lalic l'incaricato a smorzare un po' il vantaggio di Milazzo, sfortunato anche lui. E poi la tripla tentata anche da Manfrè per il svincolo di Milazzo. Al momento la palla è ancora della squadra ospite, proprio Bolletta, altri 2 punti, il 12 comunque decide sia come marcatura sia come assist in questi primi minuti. Sì, e questo è un gran bel canestro, ottimo movimento in svitamento, gran separazione e trova lo spazio per i 2 tiri, i 2 punti. Qua Lalic prova invece una soluzione personale che si concretizza col nulla di fatto. Qua bellissimo il recupero di Lamantia. Vediamo Spina poi che si va a prendere questo fallo. Da notare come Lalic abbia fatto il solito gran movimento senza troppi sforzi, poi però al rimbalzo neanche andato, quindi un po' svogliato in questa azione d'attacco. Sì, inizio un po' tirato di Gravina, nel senso sembrano un po' ancora freddini, magari l'impatto comunque con una squadra subito pronta come Milazzo lo stanno un po' superando in questi primi 2 minuti i ragazzi di Coach Guadalupi. Poi vedremo adesso come risponderanno con questo possesso. Vediamo proprio Lalic che ancora tira, stavolta quasi a linea 3, altro errore, il ferro risputa anche questo. Vediamo quindi si passa in maglia blu, stavolta è Tarolis, spalle a canestro, poi sbaglia completamente le misure del passaggio per Salvatico, un Salvatico che ancora non si è fatto vedere. Sì, Salvatico è comunque un giocatore che vale, ricordiamo bene, mi ricordo eravamo sempre insieme qui in cabina di commento, che poi in realtà è una cabina solo immaginaria, Sì. ma comunque ce lo ricordiamo bene, un play molto rognoso e molto attivo su tutte le circostanze offensive e difensive, mentre qui i primi 2 punti di Gravina ovviamente firma Lalic. È proprio Luka Lalic ad aver firmato i primi 2 punti, come dicevi, movimento senza troppo dispendio di energie che comunque porta i suoi risultati. Adesso buona l'azione difensiva da parte di Gravina, 6-2 intanto il punteggio, 7:20 da giocare in questo primo quarto. Vediamo proprio Salvatico incaricato alla rimessa per Manfrè, che si ritrova lì solo, pronto all'arresto. Arresto e tiro, segnato, 8 svincola di Milazzo, 2 Gravina. Qua Lalic si va a prendere il fallo e saranno 2 tiri liberi per Gravina. Sì, curiosa una circostanza precedente, il canestro di Manfrè che praticamente sul jumper neanche l'ha tenuta in mano, quasi volesse affrettare il tiro senza che ce ne fosse neanche troppo bisogno, però è efficace, 2 punti. Si è ritrovato solo, ho già pensato 2 volte. Frattempo errore, liberi per il Gravina, si rimane sull'8-2 per la squadra ospite, che adesso attacca proprio con Salvatico, che cede una palla dolcissima per Manfrè, sbattuta a terra, e quindi già più 8 Milazzo dopo circa 3 minuti all'inizio della partita. Qui Lamantia, Giuliano si fa vedere, sì, si fa vedere anche lui in questo primo quarto. 2 punti adesso per il -6. Salvatico ancora per Manfrè,
palla a canestro, prova a girarsi, si gira bene con questo buffetto sinistro. Giocatore molto preparato tecnicamente, Manfred, lo ricordo a Messina. Bel giocatore, sì. Sì. Altro errore intanto per Gravina, Salvatico è già dall'altra parte, altro schiaccio da terra stavolta per Tarolis, poi Spina prova a recuperare una palla che era molto difficile da recuperare e c'è il primo cambio della gara, esce Giuliano Lamantia, entra Renna, esterno per esterno. Sì, ma coach Guadalupe sta cercando un po' di difesa, comunque giocatori che possono mettere le mani sul pallone, perché l'attacco di Milazzo è veramente insidioso, l'abbiamo visto in questi primi 4 minuti. Eh sì, qua c'è il primo tentativo invece di Salvatico su passaggio di Tarolis e comunque Gravina è senza lunghi in campo, continua a essere senza lunghi in campo. Sì, perché adesso comunque per Milazzo c'è Tarolis, ma prima comunque credo sia entrato adesso il lungo degli svincolati, non vorrei sbagliarmi. Il salto a 2 si era visto poco comunque. Comunque si è visto poco, perché effettivamente diciamo che i punti di forza di Milazzo sono altri, vediamo Violetta Salvatico, anche Bolletta e Manfred. In ogni caso Gravina, come dicevo prima, sta cercando di contrastare questo attacco tutto tagli e movimenti di Milazzo con giocatori più rapidi. In attacco si affida all'Alic. Sì, si affida all'Alic, che comunque è sempre una sicurezza, il suo compito lo fa. Da vedere se gli altri di Gravina oggi saranno in giornata. Vediamo appunto Spina che parte velocissimo, pronto a fare un cost to cost, qua però perde il contatto con la palla e Salvatico prova a farlo dalla parte opposta. Spina però perde il contatto col pallone e quindi palla persa per il 17. Sarà rimessa per Milazzo sul +7. Ancora palla al play che si organizza adesso con i suoi compagni. Rimessa già effettuata, ancora Salvatico per Bolletta. Tarolis prova a farsi vedere, Bolletta forza, voleva forse un fallo per un movimento che non era. Ti dirò, io avrei fischiato. Avresti fischiato, però il movimento così accentuato da arbitro non lo fischierei. Si chiama non mi viene un nome tecnico in inglese, comunque del classico mulinello per cercare la mano del difensore. Diciamo che a alti livelli viene molto più premiato. Sì. Vediamo ancora Bolletta, palla in mano del 12 che stavolta la cede a Salvatico, che aspetta il fallo del difensore, che puntualmente arriva perché Barbera aveva saltato tempo prima, ormai inarrestabile, non poteva fermarsi. Fortunatamente Salvatico è piccolino e quindi Barbera lo salta interamente, fosse stato un po' più. Sarebbe sbattuto. Sì, sarebbe stata una collisione aerea tra i due. Barbera credo si lamenti per la pericolosità del fatto che Salvatico si è abbassato e quindi lui è praticamente volato senza alcun tipo di appoggio. Vediamo proprio Barbera che esce insieme a Spina, rientra Lamantia e con lui Saverio Privitera. Il Bolletta sta chiedendo questo con l'arbitro. È un fischio molto molto sofisticato, però ti ripeto, ad alti livelli viene spesso fischiato. È proprio il classico fallo di bravura dell'attaccante che pesca col suo movimento di tiro le mani dei difensori, che appunto è proprio il gesto plateale che ha fatto Bolletta qui a uno dei due direttori di gara. Vediamo nel frattempo Salvatico con i 2 libri a disposizione, il primo lo mette a segno. Il secondo ha un esito diverso. Mi è venuto anche il nome, si chiama foul hunting, che sarebbe proprio andare a caccia del fallo, sì. Sfortunato Bolletta comunque in questa occasione. Vediamo se ci riproverà. Ma credo di no, dopo che il primo non viene fischiato, secondo me. A quel punto diventa quasi una questione di metro, diciamo, arbitrale, ti dice.
Vediamo invece Gravina come risponde a questi continui attacchi di Milazzo. Lalic ancora prova Bolletta a fermarlo, ci riesce, Privitera poi si butta, la Mantia è fuori, pronto per il tiro che prende da più vicino ma con un esito ancora sfortunato, sempre il ferro per i tiri da fuori fin qui del Gravina, eccezione di uno di la Mantia. E adesso solo Salvatico sotto canestro, preferisce fuori, bello qui il passaggio di Manfrè per un tiro che non va come dovrebbe andare. Vediamo Salvatico, ancora il passaggio per Barbera in maglia blu. Stavolta il tiro viene messo a segno, più 10 adesso Milazzo, viene toccato per la prima volta il vantaggio in doppia cifra quando mancano poco meno di 4 minuti in questo primo quarto. Notevole la coralità dell'attacco di Milazzo, Sì, passaggi veramente molto veloci, anche Salvatico da sotto che poteva pensare un po' al tiro, invece la cede subito perché vede i 4 compagni di squadra tutti schierati attorno alla linea del tiro da 3. Vediamo ancora Barbera, stavolta prova l'ingresso, il fallo di Lamantia effettuato prima. Sì, la cosa che volevo dire sull'attacco di Milazzo, che ho notato in precedenza, è ci sono principalmente due situazioni offensive che predilige giocare coach Trimboli, ma tutte ben organizzate. Una cerca sempre questo ricciolo vicino a canestro per scaturire una serie di tagli e di blocchi a seguire, e in generale comunque si cerca sempre un passaggio in più, sempre backdoor e passaggi schiacciati per punire la difesa di Gravina. Sì, comunque hai riassunto benissimo in questi primi minuti l'attacco milazzese. Vediamo il Gravina che piano piano prova a rispondere, sempre comunque con il tiro da fuori che rimane un'opzione sempre presa dai giocatori di Gravina. Qua c'è stato uno sbaglio più del passaggio che del ricevitore, più del passatore che del ricevitore, infatti il passaggio arriva molto basso e Privitera non riesce a prendere la palla fra i piedi e quindi ritorna il possesso nelle mani di Milazzo. Intanto questa è la situazione a cui facevo riferimento io, blocco basso, tendenzialmente il più alto in campo, prima era Tarolis, ora è Bolletta, questa uscita che è diciamo a discapito di chi sfrutta il blocco, può andarla a prendere fuori la linea dei 3 punti o fare il ricciolo centrale e la difesa si adegua. vediamo Barbera qua che prova un altro tiro, stavolta non messo a segno, la Mantia è già dall'altra parte, vediamo che la cede proprio all'altro, la Mantia, Giuliano, che stavolta prova ad andare in terzo tempo, bloccato alla fine da Manfrè che gli sporca, diciamo tocca la palla, la Mantia dice all'arbitro che ha toccato anche la mano, si lamenta un po' con l'arbitro, un po' di piccola polemica per i falli non dati a Gravina. E adesso il tiro corto sempre di Giuliano Lamantia che ora va a caccia della palla, perde però il giocatore. Vediamo adesso Salvatico, si ritrova solo, arresto, tiro e canestro. Una qualità superiore comunque i giocatori di Milazzo. Sì, un primo quarto da capolista di Milazzo, senza dubbio. Gravina deve cercare di scuotersi, adesso vediamo cosa cercherà di pescare dalla sua panchina coach Guadalupi, perché comunque deve darsi verso Gravina, che la partita di oggi sarà dura e che questo più o meno sarà l'andazzo. Vediamo coach Guadalupi, proprio altri due cambi, entrano La Spina e Magri, escono La Mantia e Lalic, che non avevamo più visto comunque in questi almeno 4 minuti e che non vediamo Lalic. Sì, e tra l'altro oserei dire che comunque c'è qualche problema per Oluic, che ha si chiama taping mi pare sul ginocchio sinistro. Sì. È in felpa, non l'abbiamo ancora visto, e tra l'altro anche questo ingresso delle rotazioni di La Spina potrebbe essere motivato da ciò. Nel frattempo ci sono stati anche dei cambi per Milazzo, entrano col 33 proprio Scredi, di cui parlavamo prima con Gaetano. Sì, ne parlavamo in fuori onda perché Scredi è un profilo interessantissimo, è un 2005 e gioca a livello nazionale con
l'Under 17 e l'anno scorso abbiamo visto a Ragusa nei campionati nazionali Under 19 ha guidato Milazzo in questa esperienza estremamente importante, numeri soprattutto a livello realizzativo di primissimo piano per lui nelle giovanili. Vedremo cosa sarà in grado di regalarci anche a livello senior. Vediamo in questa Serie C cosa ci regalerà Scredi e poi vediamo anche l'altro ingresso con il numero 8 Popadic e vediamo un altro ingresso per coach Trimboli di Mijalovic con il numero 13. Quindi la squadra più o meno sta ruotando tutta per i svincolati Milazzo. Rimangono in campo al momento Manfred e Barbera che era entrato in un'altra occasione di cambi. Vediamo adesso il Gravina proprio con Magri, attacca il canestro, prova il blocco, la spina. Qua tanta fisicità da parte dei giocatori di Milazzo, volano sia la spina che aveva provato a portare il blocco e sia Magri. Anche perché Mihajlovic non mi sembra uno morbido tendenzialmente. Qua un'altra serie di blocchi proprio di La Spina. Vediamo adesso il gioco, prova dall'angolo Magri, il tiro purtroppo è corto, deve ancora prendere le misure. Vediamo Barbera adesso proprio per Scredi, Manfred pesca bene qua, Mijalovic rinuncia il tiro e becca bene il compagno che però non onora questa assist. Sì, però prezioso il fallo di Magri perché praticamente Mijalovic aveva 2 punti serviti sul piatto d'argento da Manfred che in modo molto altruista rinuncia al tiro e trova il passaggio sotto per il compagno, apprezzato anche dal suo coach che appunto lo incoraggio con un bravo Fede. Bravo Fede. Niente da fare per il primo tiro di Mijalovic. 20 in questo momento, anzi 21 per il primo punto del numero 13 svincolati Milazzo, quindi 21 per la squadra ospite, 6 per lo Sport Club Gravina. Sono già 15 punti di differenza quando manca un minuto alla fine di questo primo quarto. Vediamo ancora Magri fuori per Privitera, ci prova con la tripla che non va a segno, niente da fare per i tiri fuori di Gravina oggi. Rimangono i 6 punti, 4 di Lalic e 2 di Lamantia che aveva segnato dalla media. 71 il numero di Manfred che continua ad essere protagonista in questa gara, stavolta la cede, poi libera spazio per il compagno Popadic che riesce a segnare i primi 2 punti della sua partita. 23-6 adesso per Milazzo. Vediamo ancora il giro palla di Gravina, Privitera, Renna, Magri prova a prendersi la palla, Renna però fa una finta e se la tiene lui, prova ad arrivare sotto canestro, poi scivola, riesce a passare la palla a Magri che con un arresto e tiro troppo lungo stavolta, era finito comunque il tempo a disposizione. C'è comunque, al di là di tutto, c'è anche qualcosa che non va dal punto di vista dei giocatori di Gravina, dal punto di vista offensivo, perché poi dal punto di vista difensivo comunque c'è un'organizzazione che Milazzo da capolista riesce comunque a scardinare. Dal punto di vista offensivo invece tanti errori al tiro. Sì, tanti errori al tiro, poi soluzioni un po' che faticano ad arrivare per Gravina, nel senso che ho trovato solo 6 punti di cui 4 arrivati da soluzioni Lalic, personali di Lalic, quindi sì, tendenzialmente c'è un problema offensivo. La difesa di Milazzo è una difesa molto fisica, molto preparata. Gravina per il momento non sta trovando il modo per scardinare questo rebus. Ci vediamo fra pochissimo per il secondo quarto.
E siamo tornati in diretta. La diretta non se n'è mai andata, siamo noi che siamo pronto tornati all'interno di questa diretta per vivere insieme il secondo quarto di questa partita. Nel frattempo subito Manfred con un passaggio a effetto. L'effetto non è stato tantissimo, se no sarebbe arrivato sicuramente tranquillamente nelle mani del compagno. E nel frattempo vediamo uno spritz, uno spruzzo, un qualcosa di Lamantia che preferisce stavolta non prendere un tentativo magari da fuori, ma decide di andare dritto a canestro. 2 punti i primi per lui, 23-8 adesso il punteggio. E qua c'è un fallo subito fischiato alla difesa di Gravina, forse a Lamantia stesso, credo. Sì, Mijalovic lì sotto prende quella palla e se la porta vicino al petto e sembra un gigante tra i bambini, oggettivamente, anche perché effettivamente di gran lunga il giocatore con la stazza più importante in campo in questo momento. Vediamo ancora Scredi che gestisce qui il pallone, la scarica Barbera, poi ancora Mijalovic che stavolta arresto, tiro pulitissimo. Sì, una risorsa in più per Mijalovic che non ci aspettavamo. Sembra il classico lungo, diciamo, da vicino, da falegnameria vicino canestro invece. E qua si vede anche un'altra entrata, stavolta di Saverio Privitera. Hanno forse deciso di fare più attacchi al canestro. Sì, anche questo è anche un gran bel canestro a chiudere con la mano mancina in velocità, davvero 2 punti di personalità del 25 Gravinese. Eh sì, il secondo comunque canestro consecutivo, prima Lamantia poi Privitera, che vanno direttamente a canestro. Forse stanno preferendo evitare di girare troppo la palla, provare il tiro da fuori, piuttosto vedere se è possibile attaccare subito la difesa di Milazzo. E qua c'è un altro fallo di Magri, anche questo che doveva essere fatto. Erano 2 punti facili per Popadic. Sì, un altro fallo obbligato, però chiaramente Magri ha pochi mezzi per cercare di ostacolare un avversario diretto a canestro, considerato che, diciamo, la sua taglia non è delle più imponenti, non è neanche quella di Popadic. Assolutamente, quindi diciamo va molto al limite con l'antisportivo. È questo che è ciò che reclama coach Trimboli, solo 2 liberi per quanto riguarda il giudizio degli arbitri. Eh sì, vediamo adesso Popadic con questi 2 tiri liberi. Il primo va a segno, anche il secondo. Mentre Coach Guadalupi cerca di pescare altre soluzioni per il suo reparto esterno, c'è in campo anche Sambataro, sì, con un quintetto davvero particolare questo per Gravina, che ha praticamente 3 playmaker in campo con Magri, Sambataro e Privitera, poi Renna che anche lui ha fatto il play nella sua carriera, e Lalic. E ora sta entrando Spina. Sì, evidentemente ha bisogno di questo Coach Guadalupi, ha bisogno di palleggiatori attorno all'Alic, probabilmente in attacco, e di rapidità, sì, per seguire i tagli di Milazzo in difesa. In questo caso esce proprio Magri per Spina, già Magri con 2 falli sulle spalle. È anche vero che, diciamo, le scelte sono un po' obbligate, nel senso che l'assenza di Olovic e i quintetti di Gravina si abbassano notevolmente. Eh sì. Poi c'è stato un altro fallo, nel frattempo Scredi alla lunetta, il primo non va e neanche il secondo. Sempre 27-10 risultato per Milazzo. In questo momento Spina fa tutto lui, stavolta però si deve allargare, il difensore era posizionato bene. Fallo di Privitera ancora su uno sfortunato Popadic che si trova sempre in mezzo a questi falli del Gravina che non lo devono fare segnare. Sì, perché Milazzo corre tantissimo, arriva di là a velocità veramente stratosferica. Gravina ha pochi mezzi per ostacolarli, uno di questi è cercare di spendere dei buoni falli che devono essere abbastanza buoni da evitare i 2 punti, ma anche abbastanza non cattivi da evitare l'antisportivo. Saranno ancora 2 quindi le occasioni per Popadic, il primo realizzato. Stanno andando verso il più 20 i giocatori di Milazzo. Gravina ha dato un segnale di ripresa
però deve continuare, anche se comprensibilmente difficile contro una squadra del genere. Adesso esce, vediamo Manfred, rientra Sindoni, mentre per Gravina esce Renna ed entra Capitan Barbera. Vediamo adesso Sambataro con la palla per Privitera, che chiama lo schema. Vediamo come si adegueranno i compagni di squadra. Palla all'Alic, adesso che prova a fare lui. Bello qui il tentativo, peccato per la conclusione. Saranno comunque 2 tiri liberi. Sì, qui l'Alic punta, Sindoni fanno sportellate, arrivano lì sotto. Lei ci aveva fatto tutto bene, gli manca veramente pochissimo per il 2+1, comunque porta a casa 2 tiri liberi. C'è da dire comunque anche che Gravina sta tenendo un po' di più in questo avvio di secondo quarto difensivamente, ha trovato anche qualche punto, diciamo che rispetto al primo quarto sta invertendo lievemente la tendenza. 29-10 nel frattempo il punteggio, 7:40 da giocare, arriva all'11° punto della gara di Gravina, targati quasi tutti l'Alic. Adesso la palla per Sindoni, Mihalovic pesca bene il compagno di squadra, continuano i passaggi sempre puntuali di Milazzo e poi l'azione si conclude con un tiro da 3 proprio di Sindoni. 32-11, superato il più bene. Perfetta dello schema, magari ne parliamo dopo. Vediamo adesso l'azione di Gravina. Barbera prova da solo, finta un arresto e tiro. Adesso la palla è per Spina, che prova a entrare qua, prova la soluzione anche lui col mancino, si lamenta un pochettino, neanche troppo con gli arbitri, soltanto uno sguardo, uno sbuffetto così, voleva qualche fallo. Palla però ancora nel possesso di Gravina. Vediamo adesso l'Alic, bello qui il giro, anche lui vuole il fallo però non viene dato. Dall'altra parte invece Mihalovic recupera un rimbalzo in attacco, ancora sarà ancora palla Milazzo. Sì, momento un po' confuso della partita. Ne approfitto per dire quello che volevo dire prima: esecuzione perfetta in precedenza dello schema pollice basso offensivo di Milazzo, blocco sul lato forte, ovvero quello del palleggiatore, che porta a una ricezione che in realtà però è tutto, diciamo, un distrattore per la difesa di Gravina, che subisce un backdoor sul lato debole e crea appunto il vantaggio poi concretizzato con la tripla di Sindoni. Vediamo un'altra azione adesso di Milazzo. Barbera chiama la palla Mihalovic da sotto, però è ben marcato da Sambataro. Sindoni da 3 dall'altra parte. E vabbè, anche sul filo della sirena. 35-11 adesso il punteggio. Barbera qui, bene per Privitera, che approfittano della caduta di un giocatore di Milazzo e realizzano altri 2 punti per Milazzo. Vediamo un po', Mihalovic, ancora qua l'azione, stavolta forse troppi palleggi per come ci hanno abituato. Gravina ha già speso il bonus con sì. 5 minuti e 56 secondi al termine del secondo quarto. Saranno comunque sempre liberi adesso per Milazzo. Stavolta Popadic, anziché attaccare in backdoor, Barbera, che era un po' più accorto visto che lei ha subito in azione precedente, si sgancia, ottiene il cambio su Sambataro, lo attacca e trova il fischio. Vediamo adesso il giro palla stavolta di Gravina. Privitera prova a buttarsi, bravo, bravissimo qui il 25 di Gravina. Privitera che prende anche il fallo, squarcia così la difesa che si è fatta trovare un po' impreparata. Assolutamente sì, Saverio Privitera tra l'altro il più positivo di Gravina a mio avviso. Sin qui veramente molto intraprendente con queste penetrazioni, con questo terzo tempo cadenzato che ti fa perdere il ritmo e non ti fa capire quando rilascerà il pallone.
veramente il migliore dei suoi sin qui, devo dire. Qua Sambataro stava anche rubando la palla a Mialovic per pochissimo, non riesce nell'impresa al rimbalzo. Vediamo adesso Salvatico ancora per Mialovic, c'è sempre il giro, Popadic contro Spina, Mialovic qua fa il lavoraccio, fa un lavoraccio che poteva essere anche fischiato. Adesso dall'altra parte Sambataro per pochissimo non riesce a segnare questo canestro, però la palla è ancora di Gravina. Spina ancora per Sambataro, spizzica Mialovic che ci stava per arrivare. Qua il 41 è costretto a cedere la palla per Barbera che prova un tiro Follia. prova un tiro folle. Sì, assolutamente. Siamo già dall'altra parte comunque con Popadic che prende falli e sono altri 2 tiri liberi per Milazzo. Sì, tantissime volte Lunetta Milazzo in questo primo quarto e mezzo. Sì, perché i falli sono arrivati, poi si è arrivati a 5, quindi qualsiasi fallo adesso è proprio tiro libero, ma sono stati fatti dei falli che comunque alcuni erano necessari da parte di Gravina e questo ha portato ad avere un bonus precoce. Sì. Torna sul parquet la Mantia, invece non l'avevo visto per un po', forse ha avuto anche qualche piccolo diverbio con Coach Guadalupi quando era stato richiamato in panchina la prima volta, gli ho chiesto magari di attaccare un po' più il ferro visto che Gravina non sta trovando troppe soluzioni da lontano. Adesso la palla è in mano di Privitera, quindi è uscito Spina. Il play diventa in automatico Privitera che adesso prova a far girare un po' questa palla. Prima va a destra, poi a sinistra. Adesso trova la Mantia che la cede all'Alic. Simpatico essere sull'Alic con una grinta che vorrei avere lunedì mattina davvero. Vorremmo tutti avere lunedì mattina. Sì, ci è andato proprio velocissimo l'Alic. Adesso prova un tiro che non riesco a definire bene. Il classico, quello che in gergo si definisce tirettino. Tirettino, sì. Quasi timido. Sì, anche qui forse precoce, anche come scelta. Frettoloso, sì. Frettoloso. Fatto sta che la palla comunque rimane in mano a Gravina ed è proprio l'Alic ad avere l'occasione di realizzare un tiro da 3 che arriva. Questo costruito molto meglio, diciamo che più del suo è molto più ritmo. Si è ritrovato anche piuttosto solo per gli standard di questa partita, proprio perché Milazzo ha individuato in Lalic sicuramente l'uomo con le capacità offensive migliori. Qua voleva metterne un'altra. Meno 20 Gravina, ricordiamo 3,50 adesso da giocare alla fine del secondo quarto. C'è un altro giro palla, finisce nelle mani di Barbera che sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Tarolis. Qua non ho capito bene. Io penso abbia ricevuto un colpo Tarolis. Ci sono un po' di lamentele da parte di Privitera o di Sambataro? Vedremo cosa. Non saprei. Ho visto vabbè, Tarolis che sì. giustamente prende il rimbalzo anche per l'altezza, sì, e prende... poi dei disturbi. Sì. Ho visto dei disturbi attorno a lui, uno di questi puniti poi col fallo. Sì. Segnato anche questo libero da Tarolis. Guadalupi, coach Guadalupi è costretto comunque a mettere un lungo. È proprio la Spina per Privitera che comunque stava facendo bene. Sì, infatti riceve vari cenni di assenso dalla sua panchina meritati. Adesso l'Alic, Sambataro per Barbera, fuori ancora per l'Alic, continua il giro attorno alla linea dei 3 punti. Sambataro la cede alla Spina che poi prova un passaggio troppo stretto il passaggio di questa palla. Tanti giocatori in maglia blu
fallo tecnico. No, ho fischiato un fallo a Sindona. Fallo normale. A Sindoni, perdonatemi. Sindona, diciamo, noto per ben altre vicende. Però, boh, Un fallo fischiato, sì, perché insomma la ripresa della partita. Qua Sambataro, bene l'arresto e tiro, quasi alla linea dei 3 punti. E Gravina rimane sul meno 20, 40 adesso Milazzo, 20 appunto lo Sport Club Gravina, 2,50 a giocare prima dell'intervallo lungo. Barbera piazza un altro tiro dalla distanza, porta a 42 il bottino della sua squadra questo sabato al Palacus. Lalic vede dall'altra parte Sambataro che scarica subito per Barbera, palla ritorna a Lalic che però stavolta non è decisivo. Può riprendere l'attacco di Milazzo adesso con Tarolis per Papodic. Bene, qua il rimbalzo di Barbera, lo spizzico in favore di Lalic. Sambataro adesso prova a trovare un compagno più libero, c'è la Spina che prova a fare da solo, riesce a prendere il fallo da Tarolis nel tentativo di prendere la palla, becca il braccio dell'avversario. Fanno il loro esordio Patanè col numero 2 e Marletic con il numero 14 per Milazzo. E credo siano scesi adesso tutti in campo, sì, erano gli ultimi due. Sì. Coach Strimboli riesce al secondo quarto a fare tutte le rotazioni complete, come comunque anche coach Guadalupe in fondo già ha fatto, credo, perché l'unico è Oluic, ma no, manca anche Ranno. Ranno, hai ragione, sì, stavo guardando la panchina, visto Spina e subito dopo c'è Ranno e quindi sì, a quanto pare ha qualche problema, o comunque dovremmo farci illuminare dai Robby che oggi non è presente, che salutiamo. dobbiamo chiedere in giro se qualche voce di corridoio la becchiamo all'intervallo. Nel frattempo 1,40 da giocare proprio prima dell'intervallo lungo. Vediamo adesso l'azione del Gravina dopo l'azione fallita da parte di Milazzo. Qua la Spina riesce a far arrivare il pallone all'Alic, un pallone che poteva essere rubato, ma stavolta poco attenti i giocatori di Milazzo, e rientra con il numero 12 per Milazzo Bolletta, che nella prima parte del primo quarto era stato più o meno decisivo nelle azioni, diciamo, in attacco. Sì, no, Bolletta è stato veramente... Prima dell'avvento di Salvatico, quando ha iniziato a pompare lo zero. Era stato uno dei migliori, poi che evidentemente lo Strimboli ha deciso di farlo riposare un po', comunque il punteggio glielo permette, sì, adesso certo, sì. la rimanda in campo, visto che comunque Gravina in questo secondo quarto offensivamente c'è stata, perché ricordiamo che il primo quarto siano solo 6 punti, quindi fate voi la differenza e vi accorgerete che in questo secondo quarto si è decisamente ripresa. C'è una bella differenza fra il primo e il secondo quarto di Gravina, sì, lo notiamo dal punteggio, ma anche dall'attacco un po' diverso del canestro rispetto al primo quarto, che si basava più sui tiri da fuori. Invece oggi, scusate, in questo secondo quarto abbiamo visto più penetrazioni, più attacco al canestro. Qua un'azione che si conclude un po' così, sfumata. Non apprezzato tutti, diciamo, che sono andati un po' addosso a Sambataro, invece molto da leader di squadra Lalic subito a dare il 5 e a dire la prossima volta faremo meglio. Vediamo i neoentrati adesso del Milazzo, la palla ora va a Bolletta che vede Salvatico da 3 solo. E il destino di un tiro del genere può essere solo uno, comunque. Sì, Bolletta poi è un giocatore evidentemente riconosciuto come molto pericoloso, perché per una imposta viene raddoppiato subito e però inevitabilmente punisce, perché trova Salvatico liberissimo in angolo, 3 punti.
Qua l'Alic prova un tiro che è molto disturbato da Bolletta. Qua Salvatico, non vengono fischiati falli, strano comunque per la conduzione di gara da parte degli arbitri. Il primo potevo capire, il secondo evidentemente non viene giudicato falloso. In ogni caso l'ultimo tiro si conclude con nulla di fatto. 45 Milazzo, 25 Gravina. Ci vediamo per il terzo quarto.
Siamo tornati per vivere insieme anche questo terzo quarto, non solo i primi due, forse anche il quarto. Così ci hanno detto, però... Così dovremmo fare. Siamo pronti quindi per vedere questi altri 10 minuti di gara. Tutto è pronto, o quasi. Palla consegnata alla Mantia e possesso di Gravina che inizia questo terzo quarto. Vediamo subito esplosivi i giocatori di Gravina. Barbera la cede all'Alic, marcato stretto, va anche in aiuto Bolletta. Adesso vediamo, proverà la conclusione direttamente al ferro, che però non prende, diciamo, non porta alcun risultato. Bolletta ha lasciato troppo solo, forse non era una sua, no. Vediamo adesso l'Alic, ancora lui con la sua Lalic move, non so se l'ha fatta vedere. Sì, un movimento a slow motion in avvicinamento a canestro, ovviamente senza mettermi in bocca eresie, diciamo, no, alla Luka Doncic, nel senso che... Vabbè, Luka Lalic forse ricorda sì, un po'. No, vabbè, nel senso che solo così chiaramente è la massima espressione di quel tipo di movimento lì, nel senso che piano piano porta il pallone verso canestro, comunque un movimento preciso, quindi. Il primo libero nel frattempo viene sbagliato, anche il secondo, e il rimbalzo è di Milazzo con Tarolis che la cede subito a Salvatico, che adesso guida i suoi anche in questa frazione di gara. Vediamo proprio Salvatico che preferisce poi scaricare liberi i giocatori di Milazzo. Qua Bolletta, altro errore al tiro, si rimane qua palla rubata di Salvatico, gli rimane parata piccicata, sì, gli rimane sulla mano la parata di Salvatico. E adesso Sindoni, ancora Salvatico sotto, bene qui la Mantia che spizzica la palla. Sarà ancora però possesso maglia blu per Milazzo. Salvatico incaricato alla battuta. Vediamo un altro scambio, un altro giro palla. Sindoni adesso preferisce il passaggio a lungo, che sbaglia qui dalla lunetta, e poi però recupera subito palla. E allora ancora Milazzo, ancora Bolletta, vede Sindoni fuori, prova ad avvicinarsi un po'. Salvatico adesso attende un po' l'arrivo dei compagni. Manfred prende una bottarella. Un po' rischiato Manfred, perché penso abbia benissimo visto che la Mantia stava andando da quel lato, lui ha scelto di andargli addosso, diciamo. Sì, Manfred già comunque l'aveva battuto. Vediamo ancora lui, il 71, bello il movimento qua, sicuro di sé. Sì, palleggio, primo palleggio a squarciare l'aria, che è quello che fa la differenza, poi appoggio. Poi l'appoggio, sì. Qua Lalic prova ancora ad andare a canestro, viene sporcata la palla proprio nella fase conclusiva. Qua Barbera passa la palla ma non lo guarda nessuno, e allora dall'altra parte Bolletta, Sindoni 2 contro 3, preferiscono adesso aspettare gli altri compagni. Ancora Bolletta, bello qui lo scambio. Tarolis che non aspetta un secondo prima di cedere questa palla a Manfred, e anche lì appoggio semplice. Sì, Gravina prova questa zona, ma Milazzo qui la elude veramente troppo facilmente con questa palla di tocco del suo lungo. Qua la Mantia nel frattempo esce dal cappello. Sì, il cappello dal cilindro. Il cappello dal cilindro esce. Questa conclusione, questi 2 punti, un po' di ossigeno per Gravina, anche se qui viene fischiata l'infrazione di passi un po' dubbia. Forse l'arbitro ha visto un piccolo saltino secondo me non ha alzato i piedi proprio. Gli è scappata la palla e poi l'ha toccata, cioè. L'arbitro invece ha visto forse questo movimento come un saltino. Lalic nel frattempo
butta giù una tripla così dal nulla e torna al meno 19. Gravina essere un buon momento, Torna al meno 19 dopo il vantaggio comunque di Milazzo, che si aggira sempre intorno al più 20, però adesso provano un po' a rosicchiare qualche punto e adesso subisce il fallo in fase di tiro invece Tarolis, il numero 11. Con questi due liberi il primo viene realizzato. Niente da fare invece per il secondo. Già sono tutti dall'altro lato. Gravina prova sempre queste azioni veloci per provare a prendere in contropiede l'avversario, e qua alla fine il giro porta alla tripla di Lamantia. Continua sì questo buon momento comunque per Gravina. Soprattutto offensivamente ha trovato buoni tiri e soprattutto ha trovato il canestro dalla distanza, che era quello che era mancato nel primo tempo. Era tanto mancato, soprattutto nel primo quarto, dove infatti poi Gravina è arrivato con quei 6 punti a chiudere il primo quarto. Qua nel frattempo Manfred un altro appoggio. Vediamo Barbera, il tiro stavolta non va. E adesso con calma Salvatico chiama lo schema. Si organizzano i suoi compagni per i blocchi, proprio Bolletta lo porta a Salvatico, Sindoni libero di realizzare una tripla che stavolta non arriva. Il rimbalzo è di Lalic che se la porta dall'altra parte. Lamantia per Lamantia. Barbera adesso prova l'arresto e tiro un po' precipitoso. Forzato, si veniva da un errore, voleva riscattarsi, però no. Non è così che ci si riscatta. Giustamente doveva aspettare un pochettino. Adesso ancora il gioco un po' più lento adesso degli svincolati Milazzo. Salvatico poi accelera, trova un Manfred che dall'angolo realizza questi 3 punti. Manfred è proprio un bel giocatore di bel pallacanestro, giocatore. nel senso che fa sempre la cosa giusta. Qui aveva tanto spazio, allora si è preso il tiro. Se non l'avesse avuto non l'avrebbe fatto. No. Spina butta un po' la palla, non ha neanche saltato troppo. Un po' svogliato questo tiro da parte di Simone Spina. E adesso Manfred continua a realizzare. Sì, vieni qui, stavolta aveva lo spazio per tirare 3 punti. Aveva anche una prateria per penetrare, va a chiudere al ferro. Qui recupera anche un pallone. Recupera un pallone, lo cede a Salvatico che è velocissimo, va a tirare, segnare, però Lamantia qua più bravo di lui anche a fare notare agli arbitri lo sfondamento, diciamo. Sì, poi lì è tutto un discorso di tempistiche, perché poi bisogna capire quando prende posizione la Mantia. Intanto nuovo cambio per Genoa Lamantia che Non l'ha presa bene. non l'ha presa bene neanche stavolta. Sì, effettivamente era in un buon momento, era segnato un paio di canestri, non ha capito questa sostituzione. Io penso che sia, provando a interpretare la scelta di Coach Guadalupe, diciamo un qualcosa più negativo alla metà campo difensiva, perché poi effettivamente la Mantia è questo, se non segna in attacco poi in difesa diventa non troppo sostenibile. Qua Manfred nel frattempo sì. Non tira il suo clinic, diciamo che il buon momento di Gravina è svanito in un attimo, perché vuoi un po' Manfred, vuoi comunque che hanno stretto le mani difensivamente, adesso mettono in campo una 3-2. Milazzo, qui passi per Spina, Milazzo in un attimo è tornato a più 26. Mi è piaciuto questo Cell Clinic di Manfred che continua appunto, sta segnando in tutti i modi, anche in questo caso. Ripeto, quello che mi sta piacendo davvero è che sta facendo sempre la scelta giusta, l'abbiamo visto spesso rinunciare a dei buoni tiri per trovare degli assist dei compagni, attacca sempre quando deve attaccare, quindi davvero questa è la cosa che mi sta piacendo, nel senso perché vediamo tanti grandi realizzatori in questa categoria, ma non sempre dei grandi giocatori di squadra. Manfred oggi sta spiccando per questo. Eh sì, vuoi anche la calma che sicuramente c'è, data dal vantaggio. Però anche le altre volte quando abbiamo visto questo giocatore ci è sempre sembrato abbastanza diciamo tranquillo nelle sue scelte. Qui adesso un tap-in di Lalic, altri 2 punti per lui. Comunque sì, Milazzo comunque una squadra che gira anche grazie a questi giocatori come Salvatico, che adesso realizza questi 2 punti, ma al di là dei punti realizzati può anche fare
che fare virgola in una partita, ma si vede la sua presenza. Sì, è la capolista Milazzo, che oggi è venuta qui al Palacussa a dimostrarlo. Gravina lo sapeva e sta portando avanti la partita, comunque fortemente condizionato da questa cosa qui. Adesso è in un periodo del terzo quarto in cui sta un po' patendo anche psicologicamente Milazzo. Ha avuto sprazzi di buon basket, gli è mancata, diciamo, la costanza per tutta la partita per continuare, diciamo, a contrastare una formazione di questo livello. Qui Lalic con una buona recuperata, anche Milazzo ogni tanto chiaramente abbassa un po' la tensione. E rientra il tuo Scredi. Il mio, perché comunque Vabbè, sono comunque giocatori che tanto sono che tu molto vicini alla mia età, quindi comunque... Tra l'altro è un 2005, Sì. Lui abbiamo detto. Sì. E poi no, è vabbè, sempre bello ricordare. Vabbè, poi comunque io seguo molto il basket giovanile, diciamo, per impegni extra basket catanese, quindi. Poi vabbè, Scredi comunque ha un profilo davvero di interesse sicuramente a livello siciliano, ma anche a livello nazionale, quindi Al momento anche nazionale. sì. Altri 2 punti per Lalic. 37 Gravina, 63 Milazzo, 2,50 da giocare alla fine di questo terzo quarto, che non ha avuto tante pause, è stato abbastanza scorrevole. Sì. Vediamo adesso Scredi che prova a attaccare il canestro. Barbera da 3, il pallone non va a segno. I tifosi nel frattempo si lamentano forse per un'uscita di Scredi, che adesso segna questi 2 punti, forse i primi della gara. Con Spina che si butta, forse voleva prendersi il fallo, però non riesce. Qua Spina bene, la finta su Scredi. Viene fischiato un fallo prima comunque del tiro. Anche se forse sì, alla fine viene convalidato il fallo sul tiro. Sono 2 liberi, il primo non va a segno. Dentro in secondo invece per Spina, e allora 38-65 il punteggio. Notavo anche un'altra cosa: Guadalupi oggi si è distinto per aver chiamato un timeout dopo 4 secondi, Sì. poi ne ha non usufruito li ha chiamati. molto poco effettivamente. È vero, quel time out chissà. Magari ha detto chiamo questo, fatevelo bastare per tutta la partita. Ci organizziamo così. Vediamo ancora Milazzo con Scredi. La passa Bolletta, adesso Sindoni si va a prendere questa palla. Ancora Bolletta, che non ho capito se si sforza oppure sembra che ride, cioè non... Sì, l'ho vista anch'io Forse- quella smorfia. Mi Forse sembra sì, più un forse sorriso, a me sì, sembra sì, più un sì, sorriso. se la ridendo. In post è davvero un bel giocatore Colletta, ci ha fatto vedere un paio di cose davvero interessanti. Piera poi è contro Spina e chiaramente fa quello che può. Vediamo. Sono 2 tiri per Bolletta. Sì, ha passato la palla Colletta ed è per questo che ride forse, perché sta tirando 2 liberi, ma la palla effettivamente l'ha passato, sta anche... Adesso sta ridendo di gusto il numero 12. Secondo tiro libero messo a segno, 66 Milazzo, 38 Gravina, 1,30 circa da giocare alla fine di questo terzo quarto. Vediamo Spina che si sbraccia in mezzo ai difensori in maglia blu, ma non riesce comunque a concretizzare. E la palla sarà... Ah no, c'è Bolletta che ammette, sì. continua a ridersela comunque. No, perché prima è stato un po' schernito, diciamo, la tifoseria di Gravina per quella risata, però qui effettivamente è estremamente onesto, dice sono stato io l'ultimo a toccarla, rimessa per Gravina. Spina viene nel frattempo cambiato da coach Guadalupi, rientra. Sì, è dolorante anche a una mano, un polso forse. Un dito, no sì, il polso. Sì, polso destro, sembra. Si può continuare a giocare. Rimessa per Zambataro. Adesso vediamo Privitera, la mantia. Viene fermato mentre andava a canestro.
Vediamo. Andiamo da capire il fischio se è stato dato in occasione del terzo tempo, ma credo proprio di sì. C'è anche un cambio, si rivede il numero 8 Popadic, che ha avuto quelle 4 azioni veloci nel secondo quarto. E da un po' che non vediamo Mialovic invece, stiamo notando. Mentre per Gravina rivediamo in campo un quintetto molto giovane. Sambataro, Privitera, La Spina, La Mantia. Credo che La Mantia in questo momento sia il più grande, forse insieme a La Spina 99 come lui. Giovanissimo. I giovanissimi. Sì, allunga le rotazioni, comunque coach Guadalupe ci sta. Rimane quindi solo Ranno adesso da far entrare. Sì, perché Ranno è un 2000, sì. Possibilmente vedrà a campo anche Ranno oggi, suppongo, considerato la partita comunque che già... Eh sì, c'è ancora un quarto da giocare, quindi qua se la ridono ormai un po' tutti, le decisioni arbitrali non vengono più comprese. Adesso ci aveva preso gusto col tirare liberi non guadagnati. Sì. Il bonus è di Gravina ed è adesso anche di Milazzo. Prima sì, no. Entriamo in bonus. Vediamo Bolletta che se la ride forse anche per i falli che sta prendendo. Non si riesce a capire questo giocatore, ormai se la sta vivendo questa partita. Sì, un po' Joker, diciamo stasera. Adesso Privitera smanaccia Barbera fronte Milazzo. Ancora La Mantia, vediamo Sambataro che prova il tiro e prende un fallo. Quindi saranno 2 tiri liberi per Sambataro. Nota positiva per Gravina sicuramente oggi sia l'impatto di Sambataro che quello di Previtera, entrambi due giovanissimi della cantera gravinese. Diciamo Previtera ormai un po' più esperto comunque in base alle ultime esperienze fatte proprio in questa categoria, ma in generale entrambi sono fatti vedere bene oggi, hanno avuto minuti importanti, sicuramente di questo sarà soddisfatto coach Guadalupe. 2 su 2 per Sambataro. 40 Gravina, 66 Milazzo. Adesso sono 30 secondi da giocare, più di un'azione, quindi La Mantia qua col tentativo di rubare palla da dietro a Barbera commette questo fallo. Saranno 2 tiri liberi ed ecco l'ingresso dell'ultimo tra le due squadre non entrato, Gabriele Ranno col numero 30, un 2006, giovanissimo, e ruba a Scredi il titolo di più giovane in campo. sì. Anche se c'era Sambataro pure, quindi se la giocavano sui mesi. Vediamo adesso indicazioni con Guadalupe in questa ultima azione praticamente da giocare. Barbera realizza anche questo tiro libero, 40-68 67, scusate. Può andare in fondissimo Gravina, c'è una piccola discrepanza delle due. Sì, pochi secondi, 1-2 secondi. Vediamo adesso Renna per prova il passaggio per La Spina, viene bloccato da 3 maglie blu e Bolletta va serenamente ad appoggiare. Mancano 5 secondi. Privitera preferisce il tiro dalla distanza. Questo posso dire è uno dei tiri dalla distanza che forse si è avvicinato di più, perché qua il ferro vuol dire che poco di più era dentro. Sì. Non era la classica tabellata. Uno dei ferri più rigidi di tutta la regione, probabilmente quello del Palacus. Comunque fatto sta che siamo 69-40 e finisce il terzo. Ci fermiamo per qualche minuto.
suona la sirena peggiore del basket mezzo giocato. Il pallacanestro ha un sacco di difetti, però resta comunque una struttura Sì. a cui tutti sono molto affezionati. Bella, sì. 40-69, si ricomincia da qui per questo quarto e si ricomincia con il 33, Scredi che porta palla, quindi rimane lui e non Salvatico. Coach Strimboli sta cercando ora di fare giocare tutti i suoi, rivediamo Mihalovic, vediamo un po' l'attacco di Milazzo, porta subito un blocco Mihalovic, prova a liberarsi alla fine, ma niente da fare, l'arbitro dice che i 24 sono scaduti, quindi il tiro di Popadic non è valido. Adesso prima azione del quarto per Gravina con Renna che passa la palla a Privitera. La Spina qua, il passaggio non va a buon segno e Popadic molto tranquillamente in contropiede. Riprende i 2 punti di prima. Adesso Privitera, vediamo per Ranno che continua comunque a giocare anche in questo quarto, troppi pochi secondi. Bello qui il passaggio di Privitera mentre stava per cadere fuori per la Spina. Poi la Spina se la tiene forse un po' troppo, arrivano giustamente tutti quelli in maglia blu. Qua guadagna un fallo, sarà rimessa per Gravina. Sì, la Spina ha provato il metodo bolletta e si è messo sulla linea del tiro libero sperando gliela passassero, però è nitidamente rimessa. Mentre Zambataro torna a sedersi. Rientra Magri che si era visto poco comunque dopo vari falli commessi, poi era uscito, adesso si rivede in campo. Renna per la Spina che continua a far stazionare troppo la palla, i giocatori di Milazzo sciacalli ne approfittano e poi vanno dall'altra parte a realizzare pure un tiro da 3. Popadic in questo caso si è preso la responsabilità. Il quarto di Popadic. 74-40, viene superato il più 30 qua. Barbera prova a rubare un'altra palla a Magri, la cede a Ranno che poi si gira, prova a segnare questo canestro, corregge la Spina. 2 punti per il 62 di Gravina. Siamo già dall'altra parte del campo, rivediamo Manfrè adesso che cede la palla proprio a Popadic. Ancora Manfrè, controllo generale, poi vede Barbera che si butta a canestro ma non riesce a realizzare. Vediamo ancora il Gravina. Magri vede Privitera, prova la penetrazione, poi la cede alla Spina che alla fine si prende questo tiro. Ha cercato forse più il fallo che il canestro. Sì, guarda subito l'arbitro, l'ha rilasciato, non un buon sintomo. Manfrè adesso prova a eludere la difesa di Gravina, qua cerca il fallo, anche lui si è anche un po' seccato di protestare e qua c'è la tripla di Scredi. Manfrè prova anche a rubare palla, vediamo box dei cambi di Gravina, si preparano ad entrare Lalic e la Mantia per Privitera e la Spina. Rientra Lalic che comunque i suoi punti alla fine li fa, il problema forse sì, comunque è un po', sì. Il coach Guadalupi si è anche rabbrividato del fatto che Milazzo ancora sta effettivamente giocando questa partita nel vero senso della parola, quindi prova a fare lo stesso rimettendo in campo alcuni dei suoi migliori effettivi. Vediamo ancora Scredi che la cede a Popadic per il tiro dalla media, stavolta non va a segno Popadic e quindi Magri prova a vedere un po' come affrontare stavolta la difesa avversaria, ci pensa Lalic con appoggio mancino. Altri 2 punti per il numero 11 di Gravina, 44 adesso per la squadra di casa, 80 in virtù della tripla appena segnata da Manfrè, sempre con molta calma e tranquillità. Sì, con la mano di Lalic appiccicata alla faccia, anche con discreto coefficiente di difficoltà. Sì.
Vediamo, prova a controbattere e ci riesce Renna col 50. C'è anche la mano data a Manfred. Sembrava una situazione da All-Star Game, no? Quando iniziano le gare di triple uno contro l'altro durante la partita della domenica. Qua nel frattempo passi di Lalic. Torna in campo Salvatico per Manfred. Il dio dei fondamentali del basket avrebbe sgridato Lalic, perché non si passa mai in salto, perché poi se non riesci a recapitare al mittente devi riatterrare con la palla tra le mani e quindi commetti infrazione di passo. Quindi abbiamo visto che esce Manfred, rimane in campo Scredi con Salvatico, entrambi, diciamo, i play di questa squadra. Adesso una piccola pausa prima dei liberi, appunto, di Mialovic. Viene data la palla adesso al numero 13 di Milazzo, che realizza il primo. Lalic comunque dalla panchina oggi ha avuto un compito importante, e tutta la partita lo vedo reclamare verso gli arbitri infrazioni di passi con questo gesto qui. Col gesto classico dei passi, cioè diciamo, gli indici delle mani che ruotano. Torna un asse. Sì, solitamente gli avambracci, lui comunque molto timido, solo con le mani. Vediamo adesso Salvatico per Barbera. Scredi taglia, lascia il posto a Mialovic, ancora Popadic. Vediamo, adesso escono i compagni di squadra, è proprio Scredi che la cede alla fine a Mialovic, che non segna. Scredi stava per recuperare palla, stava per prendere il rimbalzo, poi c'è la Mantia che invece la amministra bene questa palla e adesso riceve anche il passaggio da Magri. Vediamo un attacco giocato male qui, questo di Gravina, e poi c'è Mialovic solo che conclude. Altri 2 punti per il numero 13, 84 Milazzo, 47 Gravina. Si avvicina il più 40 di Milazzo. Mancano 5 minuti da giocare alla fine della partita. Vediamo adesso la Mantia che prova a girarsi dall'altra parte. È bello qui il movimento di la Mantia, che decide poi di rientrare. Il difensore battuto. Molto bravo qui la Mantia contro un difensore non semplice da superare, caparbio, alla fine ha ragione lui. Facevo caso anche al fatto che comunque Milazzo ha interesse a rimanere in questa partita, mentre qui la Mantia dopo il canestro ed è anche un bello sfondamento, ha interesse a rimanere nella partita fino alla fine, perché il discorso differenza canestri potrebbe essere importante. Sì. Rientra anche Barbera, sponda Gravina. Non vorrei di una stupidaggine, però vabbè, comunque al di là di tutto la differenza canestri, dico in questo momento è a pari punti con Piazza Armerina, ma credo che valgano prima gli scontri diretti. Assolutamente sì. E però poi nel comunque caso di un fantomatico, non so se è possibile, non vorrei riguardare la classifica, di un potenziale pazzo arrivo a 3 potrebbero tornare utili. Vabbè, non si sa mai, comunque è un campionato così vicino, con squadre così vicine in vetta, è giusto curare anche questi dettagli per la squadra di vertice. Lalic qua perde palla, la recupera in modo azione caotica, comunque non saprei a chi dare i meriti. Sì, un po' sicuramente un po' a Magri, che ha spizzicato questa palla, che è tornata a Lalic come l'aveva persa alla ripresa. Poi 2 punti più fallo, fra l'altro. Sì, dicevo comunque Kevin invece ha in questi 4 minuti comunque la voglia di non farsi scappare il controllo del punteggio e comunque di chiudere un match in cui è rimasta nella partita a tratti, ma che comunque deve onorare per quello che è, nel senso una sfida in cui il divario comunque in campo tra il tasso tecnico delle due squadre è importante, e quindi Gravina doveva semplicemente fare la sua partita e più o meno tutto sommato l'ha fatta. Onorarla. Vediamo adesso Mialovic, il libero. Lalic comunque segnato per il gioco da 3 completato. Prova a rispondere qui Milazzo. Vediamo se il rimbalzo in attacco preso da Mialovic, che subisce anche fallo, e andrà a tirare il libero. Tutto pronto per il libero di
Mijalovic. 3:52 da giocare alla fine di questa partita. Gravina 52, Milazzo adesso 87. 35 punti il distacco fra le due squadre. Vediamo adesso Magri per Lalic. Altro movimento, purtroppo qua l'appoggio non arriva al ferro e Popadic già dall'altra parte. Bello qui un altro giro palla importante di Milazzo, che si conclude però con nulla di fatto stavolta. Barbera avvia l'azione, c'è Magri dalla media, prende il ferro, poi la Mantia prova a prendere il rimbalzo, Mijalovic la sporca, ma sarà comunque rimessa Gravina. Si faceva il match, diciamo che è più un traghetto verso il risultato finale, ultimi 3-19, in cui comunque in campo ci sono alcuni dei migliori e più importanti protagonisti del match. Comunque lo spazio per le, tra virgolette, sempre molte virgolette, a questo livello riserve è stato a inizio di questo periodo, quindi vediamo comunque un discreto basket sul parquet. Eh sì, qua Popadic sbaglia la tripla, poi un altro passaggio che non viene, che non arriva al mittente di Gravina. Popadic, così come ha sbagliato il tiro, ha recuperato pure la palla e poi Magri ha commesso questo fallo sulla ripartenza del numero 8 di Milazzo. Anche abbastanza plateale. Sì. Vediamo adesso Salvatico, chiama lo schema. Popadic sbaglia posizione inizialmente, adesso la palla va a Mijalovic, rientra Marketic. Bene qua Barbera, il taglio, l'arresto, il tiro. Non è la prima volta che fa un'azione del genere Barbera. Qua Salvatico recupera prima palla, poi troppo proiettato verso l'esterno. Sarà di nuovo palla Gravina sulla rimessa. Luka Lalic, Magri. Girano poco comunque i giocatori di Gravina. Adesso Lalic prova a farsi vedere, ma la Mantia sbaglia il passaggio. Bello invece qui quello di Barbera. Non sono stato pronto perché non sapevo come stava finendo questa azione, anche perché il canestro l'ho visto abbassarsi Drasticamente abbastanza. Dall'altra parte la tripla di Lalic, bella la schiacciata comunque di Popadic. A parte tutto si carica e poi si appende quanto basta per non prendere l'infrazione. Adesso subisce anche il fallo ed è il quinto di Magri. Che oggi non si è risparmiato a colpi, diciamo. No, della serie qualcuno deve pur farlo, si è sacrificato lui. Esce anche la Mantia oltre a Magri per i 5 falli. Sì, ora diciamo che i due coach lasciano anche, mollano finalmente la presa con i tatticismi, finalmente relativamente. Comunque c'è anche in campo Patanè per Milazzo, lo rivediamo, non è sì, un esordio nel match. Rientrano invece Privitera e Zambataro per Gravina. Bello qui il passaggio di Salvatico per Marledic, prova il primo canestro, niente da fare. Adesso Lalic per la Mantia, altra tripla tentata, stavolta non va a segno e riparte Milazzo in questo ultimo minuto e 20 a giocare. Vediamo Salvatico proprio per Patanè. Marledic la passa dall'altra parte per Mijalovic. Popadic contro Barbera, prova a vincere lui questo scontro, non segna ma guadagna un fallo. E poi non so se è una parodia la sua o se è veramente... Ha preso una quantità di schiaffi notevole, quindi sì, probabilmente stava scaricando. Sì, un po' scaricato, sì. Segna il primo libero dei due a disposizione. Milazzo vola verso i 100 punti. C'è anche il secondo, 92, anzi
93, scusate, Milazzo, 55 Gravina. Un minuto adesso a giocare alla fine della partita. Zambataro qua entra e prende botte, diciamo, non in senso falloso, però niente da fare. Qua Mialovic, altri 2 punti, si va a 95. Ormai ci sono i 100 sicuramente come obiettivo da raggiungere. Milazzo veramente sorprende fino all'ultimo con questo impegno importante anche con la zona, davvero segno di una mentalità vincente. Sì, vogliono giocarla fino alla fine. Vediamo adesso Mialovic salvatico, prova a far segnare il suo compagno di squadra da buon veterano. Come Marnedic prova un passaggio troppo forte e Popadic con la carogna nel cuore, avrei detto qualche anno fa. Qua Privitera continua a giocare, però Barbera giustamente si accorge dei secondi che stanno per scadere. Ci mette un punto lui. E quindi finisce così col più 40 comunque toccato alla fine da Milazzo. 95 per i svincolati Milazzo che vanno a vincere al Palacus contro Gravina. Si conclude così. Si conclude così questa partita al Palacus, vince Milazzo. E adesso piccola pausa, vediamo di continuare con... Vediamo un po'. Siamo con coach Trimboli, la pronuncia dovrebbe essere quella giusta dopo la vittoria della capolista della Serie C Gold di quest'anno, che è venuta qui al Palacus e ha dimostrato perché si trova
in questa posizione di classifica una prova di carattere dopo diciamo un aggancio arrivato settimana scorsa in classifica danni Piazza Armerina. E questa è la strada da seguire per i suoi ragazzi, coach. No, sì, è una cosa che ci siamo imposti sin da inizio stagione, che volevamo essere in questo periodo, in questo momento, primi o perlomeno lottare per le prime 2 posizioni, ci siamo riusciti. Domenica è stata una grande partita, abbiamo dimostrato il valore della squadra della nostra forza sicuramente. Oggi non era una partita facile secondo me. Mi dispiace per Gravina perché senza Oluic, senza Sant'Onofrio è chiaro è stata difficile, ma è stata difficile anche per noi perché ci siamo dovuti adattare a determinate situazioni, loro giocando molto piccoli, e quindi noi ci siamo dovuti adattare. Anche per noi non è stata una partita facile, certo non è stata brillante dal punto di vista del gioco. È chiaro, il punteggio dice 95-55, però secondo me va dato merito a Gravina perché ci hanno messo del loro, ci hanno provato, quindi dico complimenti a loro. Noi seguiamo la nostra strada che ci porta ancora ad avere 4 partite, come ripeto sempre i miei giocatori, sono ancora 4 finali, quindi cercheremo di affrontare nel migliore dei modi. Sì, una cosa per te coach, poi chiaramente ti liberiamo perché comunque la trasferta è anche impegnativa per voi. Una cosa abbiamo notato qui in telecronaca, comunque gli svincolati sono una squadra e chiaramente molti meriti vanno anche a te, che ha una cura anche dal punto di vista tattico importante. Abbiamo visto anche l'esecuzione di un paio di schemi. Quello che mi è piaciuto particolarmente è Pollice Basso, che se non erro è il blocco qui per il ricciolo e poi il backdoor sul lato debole, l'abbiamo visto un paio di volte. Sì. È comunque un qualcosa che a questo livello risalta, e che forse è la differenza tra alcune squadre costruite con più singolarità e meno coralità rispetto alla vostra, e comunque è un gruppo anche abbastanza coeso, ci è parso di vedere. Sì, assolutamente. Intanto nel nostro sistema di gioco c'è opportunità per tutti. Io non sono un allenatore che piace giocare con 1 o 2 giocatori solisti, ma non mi piace assolutamente, nonostante noi, dico, indubbiamente abbiamo talento sia con le guardie sia con i lunghi, però quello che pretendo dai ragazzi è giocare insieme. Infatti durante la settimana ci prepariamo, dico bene, direi anche bene, nel migliore dei modi, affinché possiamo eseguire quello che dicevi tu poc'anzi, le situazioni di gioco, e cerchiamo di adattarle soprattutto all'avversario che incontriamo domenica. Noi sapevamo che Gravina poteva andare, non lo so, a raddoppiare magari in post basso, quindi già in settimana avevamo preparato alcune cose, alcuni accorgimenti tattici, e giustamente dico l'ha fatto spesso. Noi abbiamo trovato dei canestri sul backdoor dal lato debole, inizialmente no, però l'idea c'era, già il secondo è stato una bella situazione, però poi durante la partita abbiamo eseguito le cose, cioè nel senso le abbiamo fatte, quindi da questo punto di vista sono contento, perché la squadra risponde a quello che io da inizio stagione insieme ai miei assistenti abbiamo imposto di fare a livello di gioco sia tecnico che tattico, quindi contento sicuramente. Spero che poi sai, non tutto quello che tu prepari succede in campo, però la maggior parte delle cose onestamente succedono, quindi mi posso ritenere fortunato in questo. Noi l'abbiamo notato subito, quindi complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per il proseguo di campionato, per questo finale. Grazie mille. Grazie, in bocca al lupo a voi. Grazie. Il commento anche dalla parte di Gravina. Abbiamo qui con noi Saverio Privitera al termine di questo match, che si preannunciava, e lo è stato, molto difficile al cospetto della capolista. Gravina però ha combattuto fino alla fine. Tu hai dato il tuo contributo stasera. Sì, come dissi tempo fa sempre piacere dare una mano alla squadra. Ovviamente la partita era difficile, noi tra le altre cose eravamo in una condizione un po' così, eravamo un po' malconci per certi versi, però ci è mancato qualcosa, ovviamente, come il risultato stesso dice, però ce l'abbiamo messa tutta. Assolutamente, chiaramente l'obiettivo di oggi era fare la vostra figura sul parquet del Palacus, e ci siete riusciti. Adesso c'è invece un finale di campionato che si prospetta tosto, tra 2 settimane verrà qui un derby che si preannuncia accesissimo, il CUS. Che obiettivi siete prefissati e come pensate di chiudere questa stagione? L'obiettivo è quello che c'è fin dall'inizio, cioè arrivare ai playoff. Ovviamente gli scontri con CUS
scontro col Cussa è importante per raggiungere questo obiettivo, e quindi cercheremo di mettere il massimo impegno come facciamo del resto da inizio anno, e sperando di poter recuperare e fare una buona prova. Grazie Saverio, ti lasciamo Grazie a voi. al posto partita. Da parte nostra adesso è davvero tutto. Sì, noi vi auguriamo una buona serata e ci rivediamo con il Gravina, quindi fra 2 settimane, mentre la prossima settimana Ci la vedremo con Rainbow l'inizio dei Via Grande. playoff della Serie BC unica al Palato Marchi di Via Grande. Buona serata. Buona serata.